Presentata presso la sede del Parco del Delta del Po Veneto a Portoviro, Etica dell'Acqua, la manifestazione sportiva che si svolgerà nel Delta del Po Veneto da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023. Alla conferenza stampa erano presenti Moreno Gasparini, presidente del Parco del Delta Veneto, Alberto Marchesani, il direttore dell'Epica dell'Acqua, oltre ai sindaci Michele Grossato di Rosolina, Valeria Mantovan di Portoviro con l'assessore Michela Girardello e Roberto Pizzoli, sindaco di Portotolle. Io dico che ne stiamo facendo insieme ai miei colleghi sindaci, insieme al territorio, insieme alle attività produttive, insieme a tutti quelli che hanno capito che muovere non solo turismo, spettacolo e sport a tutti i livelli fa bene al Delta del Po, fa bene al nostro territorio. Io credo che oggi sia una giornata importante sotto il punto di vista di visibilità, perché è la start-up di quello che andremo poi a costruire, a presentare e a organizzare per ottobre, per la 3 giorni dell'Epica, che qui a fianco a me ho l'onore di avere Alberto Marchesani, che è stato l'ideatore e oggi sarà insieme con noi, insieme con il territorio, l'organizzatore di questo primo evento, che io la prima volta che l'ho ascoltato ho detto deve essere, secondo me, ma secondo anche nella testa, mentalità e nella visione di tutti, un punto di riferimento sotto il punto di vista di un calendario che negli anni possa essere un motivo di riscontro anche psicologico di un territorio, perché possa sfruttarlo in maniera visibile. Oggi mancano 200 giorni esatti all'inizio della prima edizione dell'Epica dell'Acqua, che sarà una corsa di 100 km in 3 tappe che parte dal sud del Delta del Po, Veneto, e arriva nel punto più a nord della foce del fiume Adige per poi discendere per Rosolina Mare. È una corsa che si svolgerà il 13, 14 e 15 ottobre. Abbiamo già iscritti per ora da tutta Italia, alcuni sono anche in sala. È una corsa che abbiamo iniziato a immaginare assieme a un gruppo di amici l'anno scorso, dopo che io ho partecipato alla Marathon des Sables. La Marathon des Sables è una corsa che si svolge nel deserto del Sahara, in Marocco, e ha la caratteristica di essere una corsa molto dura e in ambienti molto particolari e molto belli. Quando sono tornato da lì ho pensato che quel tipo di esperienza umana potesse essere bella da fare anche senza essere degli ultramaratoneti o degli atleti eccezionali, quindi offrire la possibilità di vivere un territorio bello come il nostro a chi, come quelli che si iscriveranno all'Epica dell'Acqua, vuole correre o anche solo camminare o fare un po', vivere questa esperienza all'interno di questo paesaggio, probabilmente poteva essere la mossa vincente. Appena ho iniziato a raccontare sindaci, assessori, collaboratori, strutture eccetera, ho capito che la cosa poteva essere vincente e in effetti vedervi così numerosi mi dà l'ennesima conferma.